Lungargine brusegana qualche giorno fa. Un uomo di 39 anni e padre di 3 bambini ha deciso di farla finita. Troppi problemi economici. Un amico lancia l'allarme alla polizia. La centrale operativa della questura invia un equipaggio capitanato dal capo pattuglia Michele, che dopo un lungo, convincente dialogo riesce ad avvicinarsi, ad afferrare l'uomo e a salvarlo dal gesto estremo con l'aiuto del collega. Io capisco che i tuoi problemi adesso ti sembrano insormontabili, perché giustamente hai la testa confusa, però non si risolvono così, anche perché tu hai pure dei figli, o no? Io mi ricordo che tu avevi dei figli. Tre. Hai capito che la figura del padre per un figlio... Io ho lavorato per loro. Sì, però ti dico una cosa, non è solo lavorare, dare qualcosa ai figli, perché un bambino che viene a sapere quando cresce che il papà ha fatto un gesto estremo ha problemi per tutta la vita. Sono situazioni difficili, ma sono situazioni che uno non deve mollare la presa, perché nel momento in cui tu molli la presa è peggio, perché la cosa più Ho combattuto io fino alla fine. Ho combattuto fino a che mi sono già... Sì, ma tu sei ancora qui, la soluzione ancora c'è e si può trovare. E se tu ti fidi di noi, ti fidi di me, io ti prometto che direttamente in prima persona parlerò con i servizi sociali per fare qualcosa. Ti fidi di me? Credimi, io mi chiamo Michele. Tu direttamente, tu devi fare riferimento solo a me. Non fai riferimento a nessun altro, non ti preoccupare. Ok? Vieni qua, dammi la mano. Insieme andiamo ai servizi sociali. Ci parlo io, con l'assistenza. Ma intanto bisogna lottare, la vita è una lotta.